Prova. Prova. Volete fare voi due o... Volete fare voi due? Mi dispiace, vorrei finire io perché ho fatto tutto, non mi lascio la finale che era quella più bella. Vuoi che ti lascio farla te? Io Dai, di sicuro chi ce la vuole fa. l'altro, non so, decidete voi, fate pari o dispari. Come vuoi. Facciamo pari e dispari. Non cambia niente. Buongiorno, Vabbè, ci facciamo un paio di dispari, falla te. Legnaro per la finale. Però fatela bene. Per il primo e secondo posto tra Civitavecchia e Milano. Dirigono la gara il signor Fabio e il signor Giacomo. E quindi buongiorno a tutti, intanto
Con l'inno d'Italia si riprende con l'ultima partita della giornata, la finale per la categoria Under 18 tra Milano e Civitavecchia. Io sono Cesare Calore, sempre qui con me c'è mio fratello Elia. Ciao a tutti. Che vi faremo compagnia durante questa super finale. Ultime indicazioni dal team arbitrale per i capitani, che continuano il saluto alle panchine avversarie. Siamo pronti per gli urli di Civitavecchia Milano. Sta per partire così la finale, che vedrà Milano Quanta contro gli Sniper Civitavecchia. Milano che arriva da una vittoria contro Asiago per 7-0 di ieri, mentre Civitavecchia una vittoria contro Fox Legnaro per 4-2. E quindi disco giù, si gioca, ingaggio vinto da Milano, che però viene subito pressato, e occasione qui per Mecconi, quindi occasione per Civitavecchia. Si fa trovare subito pronto Gallivanone, che ieri ha fatto praticamente uno shootout, quindi 0 gol nella semifinale per il Milano. Riparte Quartuccio, buona difesa qua intanto di Civitavecchia, che però in un primo momento forse fa fatica, ma recupera bene il disco. Mecconi, pericolosissimo, e rete! Primo gol Civitavecchia, Bernardo Mecconi, 33. A poco più di 30 secondi dall'inizio della partita, Civitavecchia subito in sacca. Grande partenza di Civitavecchia, partiti a 1000, 2 tiri negli ultimi 30 secondi, un gol. Sì, niente da dire, sono partiti concentrati, subito a 1000. Adesso sì, devono tenere questo livello per tutta la partita. Milano che controlla il disco dietro la propria porta. Aspetta di organizzare un'uscita. Tanto si muovono i compagni bulgaroni dietro la porta, prova, niente, Zuccardi non gli lascia il disco, si muove intanto Martinez, Bulgaroni. In fondo invece Grandelli. Questa volta difesa a zona per a uomo per Civitavecchia,
che invece ieri sera aveva preferito più un altro tipo di strategia. Tanto Civitavecchia porta sul disco, arriva Mecconi, prova a scartare l'uomo ma non riesce. Ancora recupera il disco Mecconi, prova il tiro sul primo palo, parato da Gallivalone. Recupera il disco intanto Zuccardi, che si smarca bene dall'attaccante di Civitavecchia Cesarini. Milano al cambio, rientra la prima linea, quindi Quartuccio, Visaiana, Novara e ultimo cambio, quindi Mariani, che si fa vedere subito pericoloso per la porta, non aggancia, si lotta in angolo. Ne esce Novara intanto. Quartuccio decide di partire in velocità, bloccato subito da Ceccotti. Pericolosissimo questo tiro di Visaiana, che però mi sembra forse tirato fuori o comunque parato da Giulia. Anche qui ottima parata di Giulia Mollica, che si fa trovare pronta sull'angolo. E quindi fischio, si riparte, ingaggio vinto da Milano con Visaiana dietro la porta. Novara prova l'1-1, viene portato verso la balaustra dal difensore di Civitavecchia, prova ad andare dietro il disco ma viene intercettato da Mecconi, che commette fallo allungando la gamba per coprire il disco, e quindi fallo, primo power play della partita. Milano, fallo numero 22, Mecconi Ruggero. No, scusate, non ha fatto... Sì, giusto. Ma non è stato dato a Mecconi, però numero 24 invece. 24. Invece mi sembrava netto, vabbè, non importa comunque. E quindi Milano in power play che schiera Quartuccio, Novara, poi con il numero 13 Grandelli, e infine davanti alla porta con il numero 98 Zuccardi. Fallo quindi di Scotti, comunque non di Mecconi a quanto pare, quindi Novara prova il tiro fuori dallo specchio della porta. Quartuccio. Novara. Passaggio decisamente troppo alto per il compagno. Quasi un tiro, oserei dire. Tanto rimbalzo, tiro e rimbalzo da parte di Milano. Tiro deviato dal Ottimo difensore. lavoro qui. Bravo il difensore, se non sbaglio Mecconi a bloccare il tiro del giocatore di Milano.
Molto bravo qui Ruggero Mecconi, che si butta, tra virgolette, e prende lui il tiro al posto di Giulia Mollica. Sicuramente quando siamo in power play, in penalty, in questa situazione bisogna un po' i difensori bloccare i dischi degli attaccanti. Sì, fa sempre la differenza comunque riuscire a sporcare o addirittura bloccare direttamente il tiro. Forse è meglio bloccare. Sì. Ceccotti intanto. Mecconi riparte in velocità, buona occasione qui per Civitavecchia. Scarta Ottima Quartuccio finta, e segna! Un'altra rete! Ruggero Mecconi! Un'azione, un ottimo gesto tecnico da parte del giocatore di Civitavecchia, che in short-handed parte, si fa tutto il campo, salta il difensore, in più riesce a concludere saltando anche il portiere di Milano. E quindi arriva la chiamata time out per Milano, che sicuramente dovrà riordinare un po' le idee. Finito così il time out chiamato da Milano, ancora 30 secondi di power play, 14 minuti e 46 secondi alla fine del primo tempo. Tanto aspettiamo i portieri ed eccoci pronti, ingaggio a centrocampo. Vinto da Milano, recuperato da Civitavecchia, che regala il disco nuovamente a Milano. Milano che si posiziona. Quartuccio prova il tiro deviato da Mecconi. Ultimi secondi di power play per Milano. Tiro fuori da parte di Novara, entra il quarto giocatore di Civitavecchia. Ancora Milano con il disco. Grandelli, Visaiana, prova il passaggio in mezzo che non arriva al destinatario, riprova a partire Scotti appena rientrato dalla penalità. Contrasto giudicato regolare dal coppia arbitrale. Milano che si porta il disco dietro la propria porta, proverà a organizzare un'uscita di zona. Civitavecchia che aspetta. Milano in attesa, vediamo se il movimento dei compagni permette o comunque permetterà l'uscita. Di Riccardi, direi. Tanto Visaiana prende il disco, finta. Prova Visaiana a partire in velocità. Visaiana prende il disco, passa un uomo, si accentra, non trova nessun buco per entrare, così decide di tornare indietro.
Il disco poi viene regalato a Civitavecchia, che recupera ancora Milano, prova il tiro dalla distanza che non trova lo specchio della porta. Tanto battaglia che vede Mecconi con il disco, passaggio. Ottima azione per Civitavecchia con il taglio di Mecconi, che un'altra volta pericolosissimo. Prova la deviazione, ma questa volta non è riuscito a far entrare il disco. Si lotta in balaustra, arriva il fischio dell'arbitro. Arbitrano l'incontro, ricordo, Luca Zatta, Fabiano Favero. Ingaggio vinto da Civitavecchia con Scotti che perde il disco. Mecconi. Disco lungo per Taglioni, che perde in favore di Zuccardi. Bulgaroni prende il disco dietro la porta, prova a partire in velocità, 1-1 e viene fermato in modo falloso da Civitavecchia, E quindi il numero 14. E quindi Carannante finisce in panca puniti e sconterà 2 minuti per sgambetto. È iniziato il power play, Milano che gestisce il disco. Prova Milano che prova una soluzione da fondo campo e non riesce. Qui arriva un altro fallo, un fallo da parte di Milano. Intanto Civitavecchia, Taglioni perde il disco, così viene aggiudicata una penalità Quindi al numero 26 Quartuccio. fallo per Milano a 10 minuti e 21 secondi dal termine del primo tempo. Si gioca 3 contro 3 per un altro minuto e 14 secondi. Vai. Ingaggio vinto da Civitavecchia. Ceccotti, Mecconi, Ruggero. Completa il trio Mecconi-Bernardo per Civitavecchia. Dall'altra parte invece Zuccardi, Visaiana. Parte Ceccotti, porta sul disco, decide di tornare indietro saggiamente. Mariani, scusate, mi mancava, devo finire. Civitavecchia che vediamo se aspetterà altri 30 secondi per far entrare il proprio uomo e sfruttare altri 40 secondi di power play. In 15 secondi alla fine della penalità del giocatore di Civitavecchia. E quindi finisce la penalità di Civitavecchia, che ha la possibilità di giocare altri 40 secondi in power play.
Mecconi prova il tiro per la deviazione ma non trova lo specchio della porta. Ancora Mecconi, tiro e viene parato con la stecca del portiere. 20 secondi ancora. Adesso viene fischiata una stecca alta. Fallo per Bernardo Mecconi. E time out chiamato dai ragazzi di Civitavecchia. Quindi si ripartirà con un'altra situazione di 3 contro 3 e dopo ancora per 20 secondi e successivamente power play per Milano. Tante penalità fischiate in questi minuti di gioco. Parere personale, mi piacerebbe che gli arbitri lasciassero correre un po' di più forse. Sinceramente non avevo neanche visto l'ultimo fallo. No, io neanche quello di Quartuccio, però comunque sono 1, 2, 3, 4 falli anche in 12 minuti. Sì, di solito è un po' insolito avere una finale con tanti falli, però queste sono le decisioni e quindi bisogna farsele andare bene e gestirle al meglio da parte di entrambe le squadre. Adesso vediamo se Milano con la successiva situazione di power play potrà aggiungere e accorciare le distanze. Si riprende quindi, ingaggio vinto, possibilità per Milano. Intanto Civitavecchia, Ceccotti prova il tiro fuori dallo specchio della porta. 5 secondi e rientra Quartuccio. Milano in attesa. Quindi 4 contro 3. Quartuccio prende posizione intanto dal lato opposto al solito. Deviazione vincente e quindi rete di Milano. Deviazione di Zuccardi, no, tiro di Novara. Deviazione di Zuccardi mi sembrava. Bravo Milano a sfruttare subito questa situazione di power play e accorciare le distanze per un parziale di 2-1 con 8 minuti e 0,7 alla fine del primo tempo. Si riparte con un ingaggio da centrocampo. Novara prova a uscire con il disco ma viene bloccato dai ragazzi di Civitavecchia che riescono a recuperarlo. Intanto disco dietro, Mecconi che riceve un disco, era ben marcato in realtà, ha messo un po' in difficoltà forse dal compagno. Passaggio lungo per Taglioni intanto che prova a smarcarsi di Quartuccio ma viene bloccato e quindi Milano prosegue. Novara dietro per Zuccardi, prova a prendere velocità Quartuccio ma è una finta. In attesa Milano. Novara, vediamo se questa volta parte infatti Novara con il disco, si attira su di sé due giocatori di Civitavecchia, non trova però un passaggio. Sempre Bisaiana, contrasto Mecconi e viene segnato un altro fallo per Mecconi, numero 22, per eccessiva durezza se non sbaglio, e quindi un altro power play per Milano. Panchina di Civitavecchia che si lamenta. Io farei proseguire ancora, comunque non importa, è pur sempre una finale.
E quindi disco vinto da Milano, che può gestire con Grandelli. Ora Quartuccio, i giocatori di Milano prendono posizione. Prova il tiro Quartuccio, si lotta in angolo. Novara, tiro dalla distanza, riprova un'altra volta Novara, bloccato bene da... Si ha provato Monica. a sfruttare il blocco di visuale di Zuccardi davanti. Altezza perfetta, appena sopra il gambale, palo sinistro. Sicuramente viene messa in difficoltà essere. Sì, i ragazzi di Civitavecchia devono provare a togliere l'uomo anche davanti alla porta, e non aiuta il proprio portiere. Tanto sale Civitavecchia, che viene fermato il giocatore, parte Novara, tiro sotto le gambe e segna, e parte, porta la propria squadra 3-2. 3-2 per Milano. Di nuovo ingaggio vinto da Milano. Adesso si è accesa la partita. È stato bravo Milano intanto a riportare la propria squadra in vantaggio dopo uno svantaggio di 2 gol. E tiro e segna Grande rete, Mecconi. Grande risposta da parte dei giocatori di Civitavecchia. Bernardo Mecconi. Gran tiro sotto l'incrocio questo. E quindi di nuovo parità, Milano Civitavecchia a 5 minuti e 26 secondi dal termine del primo tempo di gioco. Quindi Civitavecchia si fa di nuovo sentire dopo l'ultimo gol, che probabilmente secondo me forse è stata una piccola imprecisione di Giulia Monica, però sono i suoi compagni che hanno risposto subito. E quindi adesso disco in possesso di Civitavecchia con Ceccotti dietro la porta. Cambio per Mecconi. Milano a zona 2-1-1. O 1-1-2. Massimo, puoi attaccare i collegamenti che sono bene. Se riesci. No, se riesci, Intanto Ceccotti
Taglioni, Ceccotti, Mecconi, Ceccotti, Mecconi. Prova il tiro dalla distanza, fuori dallo specchio della porta. Ha l'occasione Milano di provare a ripartire, ma non riesce. Approfitta Taglioni che tira ancora una volta fuori dallo specchio della porta. Si lotta quindi per il possesso del disco. Bulgheroni, Mecconi recupera il disco per Civitavecchia. Ceccotti, cambio. Ancora 3 minuti alla fine del primo tempo. Civitavecchia porta sul disco per Mecconi. Mecconi salta all'uomo, salta il secondo, prova il tiro e viene fermato da un grande back check. Tanto ancora Civitavecchia che guadagna un fallo, quindi fallo per il numero Ceccotti, 13, 86. Grandelli. Scusate, sì. Ceccotti ha guadagnato il fallo, esatto. Quindi se non sbaglio sgambetto e un altro power play per Civitavecchia. Vediamo se riuscirà a realizzare e portare la squadra nuovamente in vantaggio. Ancora 2 minuti e 50 alla fine del primo tempo. Milano con il disco. Riesce a recuperare Civitavecchia. Mecconi in punta. Disco al fratello Mecconi, prova il tiro fuori dallo specchio della porta. Occasione. Passaggio impreciso qui per Mecconi. Disco fuori dal campo che sfiora la testa di Simone Marchetto. Sì. E quindi ingaggio, si lotta quindi per il possesso del disco. Ceccotti non ok, arriva il fischio di Fabiano Favero e passano così intanto quasi 40 secondi del power play di Civitavecchia. Ingaggio vinto da Milano. Si riparte infatti. Disco ancora in angolo e viene fischiato. Due minuti e 05 alla fine del primo tempo e 1 minuto e 13 alla fine della penalità del numero 13 di Milano. Ingaggio nuovamente vinto da Milano e finisce dietro la porta e viene fischiato nuovamente, e viene fermato il gioco. Civitavecchia che non riesce a vincere un ingaggio pulito per poi poter organizzare il power play. Sì, Mariani ha fatto comunque un buon lavoro per perdere qualche secondo bloccando il disco in balaustra. Ancora 1 minuto di power play. Ingaggio conquistato da Civitavecchia. Serie di passaggi intanto per il power play di Civitavecchia. Mecconi, Ceccotti, triangolazione dall'altra parte per Mecconi. Arriva il tiro di Mecconi che insacca sul angolino basso del palo e della porta, e quindi tripletta per Mecconi Bernardo. Fratelli Mecconi on fire in questa partita, 4 gol tutti loro. Sicuramente protagonisti di Civitavecchia. Quindi 4-3 e 1 minuto e mezzo alla fine del primo tempo. Disco vinto da Civitavecchia.
Ragazzi di Civitavecchia che aspettano dietro la propria porta, proveranno probabilmente a fare l'ultima azione, invece partono con un disco alto per Mecconi. Mecconi prova il tiro, viene fermato dal difensore di Milano. Mariani col disco dietro la propria porta, passa in avanti e riprende il disco. 35 secondi alla fine del primo tempo. Civitavecchia in vantaggio per 4-3 su Milano. Milano controlla e gestisce dietro la porta, aspetterà sicuramente questi ultimi 20 secondi per poter partire e fare un'ultima azione d'attacco. 12 secondi, 10. Aspetta intanto dietro la porta, prova il tiro dalla distanza che viene bloccato a centrocampo, non arriva, occasione bloccata da Civitavecchia, quindi si va all'intervallo con Civitavecchia a 4, Milano a 3. E 5 minuti di pausa. Vi aspettiamo tra pochi minuti per il secondo tempo di questa bellissima finale super combattuta tra Milano e Civitavecchia.
Civitavecchia quando deciderà di partire, forse no, Taglioni, solo una finta, passaggio lungo per Mecconi che torna indietro e ridà a Ceccotti. Mecconi prova a scattare Quartuccio che però non riesce, quindi Ceccotti controlla, attaccato da Visaiana, prova a ripartire Ceccotti che sbaglia, approfitta Visaiana, prendere il disco è in possesso di Milano, quindi che si rifugia dietro la porta con Novara. Aspetteranno la situazione giusta come hanno sempre fatto nel primo tempo per andare su. Zuccardi, Novara, Zuccardi, no, Sì. No, Mariani, scusate. Sempre Mariani, Quartuccio, Novara che può provare ad andare, scarta il difensore, disco buono per Visaiana che allunga per Quartuccio, recupera Novara, passaggio per Quartuccio che non riesce ad andare al tiro. Ancora Quartuccio con il disco, passaggio per Novara, prova il tiro sul primo palo ma finisce fuori dallo specchio della porta. Disco per Mecconi, Mecconi prova a saltare l'uomo ma non riesce. Milano porta sul disco con Quartuccio che viene fermato da Mecconi, Mecconi scarica per il fratello che tira e viene parato il tiro da Gallivanone. Ancora Milano prova con Quartuccio il tiro ma va a finire fuori dalla porta. Disco dietro intanto per Milano che controlla con Mariani nuovamente. Quartuccio si prende il disco, sale con calma, non trova nessun passaggio e decide di tornare indietro. Prova il numero a centrocampo Quartuccio ma nulla di fatto. Tanto disco preso da Civitavecchia che perde e combatte il disco in angolo, finisce nuovamente per il Civitavecchia che sale, prova il tiro di rovescio Taglioni ma non un tiro pericoloso per buon contropiede qua per Taglioni. Sì, peccato forse la conclusione, perché c'erano due ragazzi di Civitavecchia, magari un passaggio, un tiro al volo, e mentre Taglioni ha deciso di tirare di rovescio. Intanto ingaggio vinto da Civitavecchia che torna dietro alla propria porta con Mecconi. Cercano sicuramente di far girare l'orologio. Tanto Milano che aspetta a centrocampo i giocatori di Civitavecchia. Probabilmente vorranno provare la tattica che ha provato a utilizzare Asiago nella partita precedente, quindi stare dietro alla metà campo per obbligare i ragazzi di Civitavecchia a continuare a giocare. Sì, se i giocatori saranno invitati dall'arbitro probabilmente a salire. Ricordiamo che bisogna essere dietro la linea, infatti Grandelli guarda la panchina ogni volta però che torna sopra la metà campo. Ricordiamo che dopo essere stati invitati più volte a salire con il disco, se i giocatori non salgono l'arbitro fischierà ritardo di gioco, non una penalità comunque.
Recupera intanto il disco Bulgheroni che dà al compagno Zuccardi dietro la porta. Disco in fondo per Grandelli che serve il compagno dall'altro lato del campo. Zuccardi recupera il disco, assalito da Mecconi che un ottimo contrasto, ferma il gioco, mi verrebbe da dire, esatto, infatti arriva il fischio, quindi si ripartirà con un ingaggio nella zona della porta di Gallivanone. Quindi 14 minuti e 10 secondi alla fine del secondo tempo, ingaggio zona difensiva di Milano, ingaggio vinto da Civitavecchia che prova un tiro dalla lunga distanza che finisce fuori dalla porta. Disco combattuto, vinto da Novara che passa a Mariani. No, prima. Milano sale con Novara, disco perso e guadagnato da Civitavecchia. Mecconi, Milano che questa volta non aspetta oltre la metà campo, così Mecconi può rimanere fermo dietro la propria porta e far passare il tempo. Non si muove intanto il disco, tutto fermo con Mecconi che invece adesso serve per il compagno perso e recuperato quindi da Milano con Visaiana che passa a Novara. E adesso è il turno di Novara a provare ad organizzare un'azione di gioco e lo fa con Quartuccio che prova a partire ma viene bloccato subito sull'azione, che viene bloccata appunto sul nascere, e quindi Civitavecchia recupera il disco. Ancora Mecconi pressato dal giocatore di Milano che gli trattiene anche la maglia. Comunque situazione regolare secondo gli arbitri. Sempre Civitavecchia dietro la porta. Ceccotti. Tifo per tutte e due le squadre. Civitavecchia che saggiamente rimane dietro la propria porta e fa passare nuovamente il tempo. Mancano 11 minuti e 40 secondi alla fine dell'incontro. Intanto Milano sempre che rimane in attesa. E Civitavecchia ringrazia. Ancora disco dietro la porta di Civitavecchia. Forse è più una sfida di testa in questo momento. Vediamo chi si sente di uscire o di fare la prima mossa per primo. Cioè, insomma, sì. Ci siamo capiti. Scusate, sono stanco anche io ormai. Sono 2 giorni che sono qua a fare le telecronache. Milano quindi decide di pressare il giocatore di Civitavecchia, viene fuori, sale, prova il tiro, viene parato dal portiere di Milano. Quindi disco guadagnato da Milano che porta su con Novara. Novara a centrocampo, prova il tiro ma trova il pattino di Cesarini e il disco finisce in angolo. Disco ancora a Milano, prova il tiro di rovescio da parte di Quartuccio.
ma Giulia Mollica si fa trovare pronta e ferma senza problemi il tiro del giocatore di Milano. Ancora 10 minuti e 13 secondi alla fine del secondo tempo, ingaggio vinto da Milano che porta indietro il disco. Disco lasciato a Zuccardi dietro la propria porta. Nel frattempo Bulgheroni Martinez ancora Zuccardi col possesso del disco. Sale Martinez, prova il tiro, ma il disco che finisce in balaustra. Nuovo tiro dalla distanza per il giocatore di Milano, Grandelli se non sbaglio. Para bene quindi Mollica, gioco fermo, si riparte con un ingaggio. Sì. Milano che dovrà riuscire a creare qualcosa di più concreto se vuole portare il risultato al pareggio. È sempre difficile far entrare questi tiri dalla lunga distanza. Sì, sono già riusciti 2 volte in power play però. Quindi bisogna vedere se questa strategia può premiare un'altra volta Milano. Tanto Mariani se non sbaglio, disco dietro la propria porta, lascia il disco a Quartuccio. Non abbiamo ancora visto una discesa di Quartuccio che abbiamo visto più volte durante la fine, nel weekend scorso e anche nella fase iniziale di queste fasi finali dell'Under 18. Disco ancora nelle mani di Mariani che lascia per Novara che sale in velocità, prova il tiro da centrocampo che finisce fuori dallo specchio della porta. Quartuccio recupera, porta nuovamente il disco dietro, sale, non trova nessun compagno, decide di tornare indietro. Ancora Quartuccio, prova a lasciare il disco per il compagno Novara per Quartuccio nuovamente. Milano che rallenta il gioco, ancora Quartuccio, non riesce a superare i difensori di Civitavecchia, così torna indietro. Ancora Quartuccio, sale, scarta un difensore e viene fermato successivamente. Parte quindi Mecconi che si allunga troppo il disco, prova il passaggio all'indietro e trova la stecca di Viseiana. Quartuccio prova il tiro e viene fermato da portiere di Civitavecchia. Buona occasione per Quartuccio che però era in una posizione un po' angolata. Sì, difficile. Difficile, certo. Disco in angolo, combattuto. Viene fermato il gioco e si ripartirà con un ingaggio in zona offensiva di Milano. Ricordiamo ancora un parziale di 4-3, 6 minuti e 41 secondi alla fine del secondo tempo. Nel frattempo cambio delle linee da parte di Milano.
Civitavecchia con il possesso del disco dietro la propria porta. Ceccotti. Scorre intanto il tempo. Civitavecchia che passa a Mecconi, perde il disco, recupera così Zuccardi, passa a Martinez, Martinez che prova a salire, viene Taglioni che riruba il disco, ancora Martinez che sale, scarta l'uomo e tira e segna! Grande discesa qua per Martinez. Ottima discesa del giocatore di Milano che porta il risultato in pareggio di 4 pari a quasi 6 minuti alla fine del secondo tempo. Tutto da rifare quindi per Civitavecchia. Martinez porta al pareggio. Milano quanta. Tanto ingaggio vinto da Civitavecchia, Mecconi dietro la propria porta. Ora anche Civitavecchia dovrà puntare all'attacco e non solo a far girare il tempo. Ah sì. Ha fatto una bella azione Martinez, ha visto Giulia Mollica che si era spostata e ha deciso di tirare dal lato opposto. Mecconi da lungo per Taglioni. Disco dietro di nuovo Mecconi. Prova l'1-1 su Mecconi Visaiana, riesce ad andare al tiro di rovescio, ci prova, Gallivanone è pronto però, blocca il disco. Ingaggio, disco giù, vinto da Civitavecchia, prova il tiro con Mecconi. Taglioni, Mecconi adesso prova lo scartaggio, approfitta adesso però Visaiana per riprendere il disco e quindi dietro la porta di Milano. Quindi Zuccardi dietro la propria porta. In campo in questo momento Zuccardi, Quartuccio, Novara e Viseiana per Milano. Esce Novara, Novara sale, punta all'uomo, scarta e invece viene fermato successivamente dal difensore di Civitavecchia. Disco combattuto in angolo, esce vincitore Civitavecchia. Mecconi con il disco, decide di tornare indietro, dietro la propria porta. Intanto il cambio, entra il fratello Mecconi. Entra Cecconi, prova il tiro di rovescio sul secondo palo, fermato dal portiere di Milano. Errore qui per Visaiana che ha provato il drop per il compagno ma si è fatto ingannare probabilmente dal compagno che l'ha chiamato ma non era nella posizione che si aspettava. Bulgaroni intanto recupera il disco, Zuccardi. Ancora 3 minuti alla fine del secondo tempo. Milano che gestisce dietro la propria porta.
Ancora Milano che aspetta. Viseiana fa finta di prendere il disco. Ancora Zuccardi dietro la propria porta. Quartuccio prende il disco, punta all'uomo e torna indietro. Sale Quartuccio, torna indietro nuovamente, scarica al compagno dietro la propria porta. Milano che probabilmente ha gestito meglio forse le forze dei giocatori, giocando praticamente a due linee. Adesso Civitavecchia mi sembra che possa essere un po' in difficoltà, sta mettendo adesso ha fatto uscire Ceccotti ed eccolo qui infatti che arriva il gol di Milano. Gol di Milano a 1 minuto alla fine del secondo tempo. Ottima azione dei ragazzi del Milano che portano quindi il risultato a 5-4. Civitavecchia che chiama giustamente un time out. Adesso dovranno prendere indicazioni per riuscire a portare il risultato al pareggio. Toglieranno sicuramente il portiere, dato appunto che manca solo 1 minuto. Si accendono le tue tifoserie. Importantissimo il prossimo ingaggio a centrocampo per entrambe le squadre. Vediamo se Civitavecchia partirà subito senza portiere con 5 uomini in campo. Finisce il time out e quindi Civitavecchia ha deciso di partire con 4 giocatori. Dovranno puntare tutto a questo ingaggio. Un minuto e 04 di fuoco per Civitavecchia che dovrà cercare di recuperare appunto questa rete. Intanto ingaggio vinto da Civitavecchia. Ricordiamo 50 secondi alla fine del secondo tempo. 5 uomini in campo. Ceccotti. Arriva il tiro fuori. Ceccotti. Recupera Civitavecchia, Milano, Quartuccio viene fermato dalla stecca di Mecconi. Ottimo intervento qua di Mecconi. Si ha sventato un gol già fatto. Ora 20 secondi alla fine del secondo tempo. Civitavecchia che deve ancora trovare un tiro. Parata di Gallivanoni con la pinza. 17 secondi. Sì, 17 secondi e nuovamente ingaggio. Ingaggio vinto da Civitavecchia. Mecconi passa al fratello, tira in porta, fermato da Gallivanone di Milano. E ancora 8 secondi alla fine del secondo tempo e quindi probabilmente della partita. Adesso vedremo. Vediamo se riusciranno a sfruttare un'altra occasione Civitavecchia.
Ingaggio vinto da Milano e finisce, non finisce, manca ancora un secondo. Un secondo alla fine della partita. Di nuovo ingaggio. Giocatore di Milano che si butta sul disco. E quindi Milano termina vince! così la partita. 5-4 e vede Milano vincitore con il primo posto del campionato Elite. Partita combattuta fino alla fine. Alla fine è stato Milano a portarsi a casa il risultato migliore. Complimenti a entrambe le squadre, all'ottimo gioco che hanno fatto e un risultato praticamente, una partita praticamente alla pari da entrambi i lati. Si prosegue quindi con il saluto dell'ultima partita della giornata e dopo con la consegna dei premi MVP per i giocatori di Milano e Civitavecchia e poi con le premiazioni della categoria Under 14 e Under 18. Quindi Bernardo Mecconi, primo MVP di questa partita. Novara invece numero 12 per Milano e quindi foto di rito. Milano. Si procede quindi con le premiazioni. Non penso riusciremo a fare le interviste come la settimana scorsa, si prosegue subito con le premiazioni, quindi vi saluto, vi ringrazio intanto e vi lascio le premiazioni appunto delle due categorie Under 14 e Under 18 e vi aspettiamo per le prossime occasioni intanto e faccio i complimenti a Milano e Asiago, vincitrici dei rispettivi campionati Under 18 per Milano e Under 14 per Asiago.
Civitavecchia piacere con i suoni del comune. Un colpo verso destra, grazie. Milano appena dato l'IP a termine classificata del 14. In ordine Milano, Civitavecchia, Legnano, Asiano, anche Asiano che si vede che lì può entrare in vista, grazie. Chiedo cortesemente ai ragazzi dello staff, a quei giovani voluti riempire un attimo dalla mano. Filippo, Davide, Tigre, Tigre, dai. Vai Davide, Francesco, vai. Ripeto, tutte le squadre partecipanti vengono in pista, o loro rappresentanti. Va bene, allora lascio la parola al moderatore all'amministratore comunale. Tutti i ragazzi e le ragazze che vedete con la maglia verde facenti parte dello staff hanno aiutato per questa splendida realizzazione. Grazie davvero. Prima di iniziare con le premiazioni cedo la parola al vice sindaco per un breve saluto. Buonasera a tutti, grazie appunto agli organizzatori, grazie alla PGS, grazie ai volontari e grazie a voi ragazzi e ai vostri genitori che vi hanno portato a gareggiare in questo torneo. Sicuramente sono state delle sfide importanti. Sono state delle sfide importanti perché non venite da vicino e quindi stare via anche da casa 3 giorni a volte pesa, però per il bene dei ragazzi e per il bene dello sport siete qui. Quindi grazie a voi e grazie infinite ancora. Bene, inizierei prima a dare un piccolo ricordo, un piccolo regalo alle 3 squadre che non sono salite sul podio, per cui prego per quanto riguarda la categoria Under 14 i capitani i responsabili delle 3 squadre che non sono andate a medaglia di venire a ritirare un piccolo ricordo. Spostati!
Ed ora il miglior giocatore MVP delle finali scudetto 24-25 under 14, Filippo D'Urso. Ed ora a premiare i terzi classificati, medaglia di bronzo categoria under 14, Andrea Bellini, coach della nazionale junior maschile insieme al vice sindaco. Terzo posto per i Warriors Ferrara. Ora la consegna della bomba, capitano. Un applauso per i ragazzi di Ferrara. Medaglia d'argento, secondo posto, categoria under 14, per la squadra di Empoli, Ainati. La consegna della bomba del secondo posto, la squadra di Empoli. Medaglia d'oro, primo posto, campioni d'Italia 2024-2025, categoria under 14, Asiago Vipers.
miglior portiere di queste finali elite se lo aggiudica Mattia Calimanone.
maglietta baby che passo il primo piano a sinistra.